Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano FIFA 14 Ultimate Team. Ragazzi, ecco la squadra definitiva, la Serie A Sheva, ma che praticamente è una squadra molto molto rossonera, con un trio più Elsha delle meraviglie, Super Pippo Inzaghi legend, finalizzatore, Andriy Shevchenko cacciatore legend, Riccardino Cacanero e Del Shaarawy. Poi ragazzi, Pogba, tutti gli altri uguali, Pogba, il quadro, Abate, Benatia, Chiellini, Buffon e Constant purtroppo. E niente ragazzi, è un modulo un po' particolare, diciamo che è il modulo ancelottiano praticamente, cioè con il rombo e tutto, bisogna vedere se la squadra riesce a tenere sto modulo. Pogba è una garanzia, però è chiaro che è un modulo un po' più offensivo. Ma ragazzi, guardate che squadrone, cioè, secondo me è una squadra fortissima, le intese sono migliorate tantissimo, 8, Sheva aveva 5, adesso ha 8, Pippo a 9, tutto bene, ma era veramente un godimento incredibile. Pippo l'ho preso per 390 crediti, quindi anche un buon affare. Adesso andiamo a vedere la prima partita della Divisione 3, quest'anno l'obiettivo. Andiamo ragazzi, siamo con la mano del Milan e vai, prima partita Divisione 3. Siamo contro i Reds. Ok, squadra la Premier League. Ho una squadra non indescrivibile, però dobbiamo stare attenti. Vai ragazzi, con la maglia leggendaria del Milan e si va. Vediamo questa nuova squadra come indiana. Kaká, Riccardino, Elsha. Siamo veramente un trio delle meraviglie in avanti, con Elsha esterno. Rossoneri siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Sto riprendendo le bombe, la. Ma perché c'è Constant? Elsha. Il Shaarawy sbaglia, Elsha, ma recupera. Eccola, la prima palla per Super Pippo. Super Pippo! Sicuramente non è il passaggio la sua arma migliore. Sarebbe bello prendere anche Gullit, Van Basten, Rijkaard, Maldini, ma cioè, costa veramente troppo. Attenzione al quadro. Milan moderno con un Milan giovane. Cioè, scusate, Milan moderno con un Milan leggendario. Occhio. Vogliamo vedere i bomber, noi vogliamo vedere i bomber, attenzione, però non pensiamo solo alla fase offensiva. Anche Kaká è un po' un'incognita perché non ha dei parametri incredibili, però è Ricky, cioè Ricky. Pippo per Shevchenko. Vediamo che Shevchenko commenta con la doppia punta. Pippo che deve sfruttare le profondità. Pippo fuori. Eccolo qua, Pippo con la maglia del centenario, con la maglia storica della C Milan di Milano. Kaká. Inzaghi prova l'assist. Inzaghi no, me l'assist. La Shevchenko. Aspettavo chiaramente Pippo per fare la maglia rossonera. È stato duro a vederlo col Monaco. Pippo mio. No, però non devo fare gli assist con Inzaghi. Stai calmo perché hai troppo Milan, sei troppo esaltato. Vai Abate. Sbaglia tutto Ignazio. Bravissimo Constant, l'anello debole della squadra, il coglione della squadra ragazzi. Esce. Fuori gioco di Pippo. Merda. Bravissimo Esha è un recuperatore. Grande Inzagone, grande Inzaghino fuori gioco. Devo trovare un po' le misure con questo modulo. No, fuori gioco, dimmi che fuori gioco, invece no. Grandissima. Che rischio, non stiamo giocando benissimo, però dobbiamo un attimo abituarci a sto modulo, secondo me. Traversa, che culo. Relax. No. Ma come c'è? Fioi, calma. Purtroppo non ho quella superiorità al centrocampo che avevo di solito.
Ma stiamo calmi, stiamo tranquilli che ce la possiamo comunque fare. Sheva. Inzaghi per Kakà, vai Ricky, perché non ti hai fatto forte come negli anni del pallone d'oro. Attenzione Andri può scatenare il suo missile. E il Shaarawy per Sheva. Non sto capendo più un cazzo, fioi. Anche Sheva torna anche in difesa, ragazzi. Cuore ucraino, abbatte. Riccardino Kakà. Riccardino non è un fenomeno nel gioco, purtroppo. Dai. Devo imparare bene a giocare con questo modo, perché non è facile. Anche Pippo è un giocatore difficile da usare, secondo me, perché è il classico bomber, ma chiaramente non ha la classe, non ha il dribbling che può avere un Cristiano Ronaldo, che la gente l'ha, e quindi dobbiamo usarlo bene in profondità. Partita collosa. Occhio. Grandissimo Andri. Oh! Sarà molto troppo incredibilmente dura. Aia. Bravissimo, bene. Mamma che sofferenza. Stiamo soffrendo un po' troppo, però, per i miei gusti. Vai Pippo. Pippo fa un bellissimo assist. Kakà un po' lentino. Purtroppo Ricky è un po' lento. Il quadro. No. Pogba. Pippo! Brutto tiro. Porca miseria. Bravissimo Abate, però stiamo giocando male. Neanche un'occasione finora. Ma Inzaghi è un giocatore così, un giocatore che non si vede per tutta la partita e poi ti cazza il gol, è così Pippo. Dai Shevchenko, bravo Sheva, si libera Sheva. Non ci credo. Vai Pippo, la tua occasione Pippo. Sheva. Ma porca puttanona. Dai, comincia a vederci i gemelli del gol, fioi. Che occasione con Andrea, ha fatto tutto bene, poi l'ha parata il portiere, maledetto portiere. Bellissima azione, vai Andri. Lo sento molto meglio con l'intesa più alta, però, Ambe Pippo, uomo assist Pippo, esce. Mosso finalizzatore Inzaghi, così l'ho migliorato un po', il colpo di testa, la velocità non serviva, comunque è buona di base. Vai Buffon, rinviala bene, porca trota. Vai, il primo tempo è finito. Vai Gianluigino. Questo pallone rosa mi fa proprio cagare, fioi. Sheva. Vai Andri, vento di passioni, Sheva! Vai Constant, illuminaci con i tuoi cross spettacolari, di testa, non ci credo, miracolo sul Bena. Ricky, fine primo tempo, ragazzi. 0-0, ma partita, finora è giusto il pareggio comunque. Eccolo qua, Bruce Wayne Rooney. Partita collosa però, Purtroppo abbiamo beccato una partita non facile, credo che Pippo deve ancora prendersi l'intesa, quella con lo stemma, con lo scudetto verde, l'ometto verde là, quella delle 10 partite. Oi, Pippo Inzaghi segna per noi. Oi, Pippo Inzaghi segna per noi. Bravo Paul. Andri, Federici,
Ricky, Ricky, Ricky mio. Pippo. Vai Riccardino. Vai Riccardino. E Riccardino si invola. E Ricky si invola. E Ricky si invola. Calcio d'angolo. Vai Constant. Vai El Shaarawy. Stefan! El Shaarawy! Il Milan di oggi ha colpito lui, il piccolo faraone che non sfigura davanti ai mostri come Ricky, Sheva e Inzaghi. Il Benacer. Troppi errori, troppi errori. Bravissimo Constant, che ha fatto una buona cosa a Constant e poi va a sbagliare perché chiaramente Constant, lo sapete, fa una cosa bella e una brutta. Nella realtà invece due brutte. Marchiamoli. Ai ai ai. Ma che sfiga, andava fuori, incredibile. Beh. Pareggio all'ultimo secondo. Dio Christiansen, Pippo. No, fallo contro, ma dai. Pazzesco. All'ultimo minuto. Che sfiga, oh. Su un autogol. Pogba. Sheva. Vai Sheva, regalami il sogno. Calcio d'angolo, Dio Christiansen. Vai Constant. Ma che roba è? No. Vai raga, andiamo, seconda partita. Oddio. Sto qua c'ha i Three Lions. La Premier League con due argenti. Chissà il perché, sono due bestie probabilmente. Speriamo di fare una partita migliore, un pareggio proprio beffardo, incredibile, ma purtroppo ci sta anche questo. Fa parte del gioco. Dai, muovite. Dai, pippone. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Kaká. Non è un brasiliano però, guarda che gol che ti fa, il fenomeno, lascialo là, qui c'è Sheva. Oi, Pippo Inzaghi segna per noi. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Stefan. Dai ragazzi, dopo questi cori comendiani andiamo. Bravo Ricky per Elsha. Grande Ricky, ancora di cuore. Vai Ricky. Purtroppo piove, porca zoccolona. Grande Bena, vai il Bena. Vai Pogba. Cazzus. No! Grande Buffon. Potevo andare avanti, che ho sbagliato. Purtroppo non sto giocando fino adesso partite sensazionali. Speriamo di essere smentito oggi. Questa partitona. Vai Elsha, bravo Elsha. Vai Shevchenko, vai tesoro mio, Sheva! Calcio d'angolo. Come? Ho cambiato i tiratori. No, avevo messo Kaká. Ricky! Tira! Fuori il gioco del Chiesa, madonna, che bell'uomo. Non ci credo. Pogba infortunato, madonna, che momenti difficili.
Perché laghi, stronzo besoide. Sheva, purtroppo non arriva Pippo, madonna de Dios. Vogliamo il primo gol di Pippo, ma intanto c'è Sheva, Andrei Shevchenko, 1-0, vento di passioni. 1-0, vento di passioni, l'usignolo di Kiev. Sheva timbra sempre il cartellino, adesso deve cominciare a timbrarlo anche Pip. Ok. Mamma mia che Mina, meritava il gol solo per la bellezza del tiro. Attenzione Pippo, fisicamente chiaramente non può competere con quei bestioni là. Adesso però teniamo duro stavolta, non prendiamo il pareggio, cazzo, vai bene. Merda, invincibile. Vai, Abate. Occhio, bravissimo, non appena nero ragazzi, è una cosa devastante. Attenzione Sheva da quando ha migliorato l'intesa è diventato ancora più forte. Sheva, vede Pippo, non ci voglio credere per un niente. Porca mignottona. Occhio, bravissimo Chiello. Perché ogni tanto lagga oggi, che palle, ogni tanto la connessione va a zoccole. Vai portierone, no così. Mamma mia che rischio. Bel tiro, bravo Buffon, madonna, l'ha presa proprio all'ultimo. Attenti. Occhio, gol. Mamma mia che rischio, non ci siamo però raga, sveglia. Il Paul finalmente, quello che Pippo vuole, fuori di un niente. A Sheva sono servite 3 partite prima di entrare nei marcatori. Mamma mia. Attenzione Pippo, all'occasione della vita. Pippo, alta tensione Inzaghi, 2-0, Sheva Inzaghi, il Milan di una volta, il Milan meraviglioso che non c'è più purtroppo, il Milan che non c'è più, adesso è il Milan di Balotelli, porca troia, perché? Questo era il Super Milan, Sheva, e ancora prima quello di Van Basten, Gullit e Rijkaard, ancora prima. Secondo tempo, siamo da 1 ragazzi, probabilmente devo censurare il gol che ho preso perché è partito il bestemmione da Chino. Quindi ragazzi, 2-1, un gol di testa di David Luiz, solito da calcio d'angolo, lo racconto io. Dai raga, andiamo, Elsha. Pippo, cosa ha fatto Pippo di poco? Però non possiamo però regalare un'altra partita dopo l'1-1 beffardo della prima all'ultimo secondo, te prego. È grande Sheva che capisce tutto, ma recupera. David Luiz lo amo quando gioco insieme, ma quando gioco contro lo odio, è una merda di uomo quando gioco contro. Se devo prendere quel 2-1 e soffrire ancora adesso come prima. Quel gol all'ultimo secondo, un autogol che la palla andava fuori. Pazzesco. Vai Elsha, vai piccolo faraone. Dai ragazzi, vai Shevchenko. Bravo Sheva, e Sheva vede Pippo.
sono marcati le leggende, hanno paura delle leggende rossonere. Escia. Pippo, non ci credo, se la stoppava meglio, andava in porta, Dio mio. Vai Kevinone, vai Kevinone, vai Kevinone, vai Kevinone. Sheva, pecca, ma c'è ancora il quadro, c'è ancora il quadro. Ah, sbaglio io qua. Oddio, Christiansen puro, il Christiansen puro, questo è il Christiansen puro. Soffriamo, questa è la classica stagione di sofferenza. Vai Buffonino, vai Buffonino. Calma, 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 calma. Vai Buffon. Gianluigino Buffon, Gianluigino Buffon. Vai Sheva. Poi Sheva vede Pippo, non ci voglio credere, ma perché me l'ha presa all'ultimo? Pogba il Paul. Errore del Paul, errore del Paul. Aia, poi. Certo che sarebbe, insomma, perché ho preso quel gol di testa. Ultra difensiva, ragazzi, siamo in difficoltà. Siamo in difficoltà, la cosa è abbastanza ufficiale. Ci dobbiamo difendere adesso. Il nostro problema purtroppo è il centrocampo, che non abbiamo più l'Arturone, Vidale e De Rossi. La squadra ne risente chiaramente. No, no. No, no, una sofferenza infinita adesso, se andiamo avanti così il gol lo prendiamo e buttiamo via un'altra vittoria da 2-0. Questa... Mamma mia, Luis è pericolosissimo. No! Guarda come sfruttano i bug, maledetti. Kakà in grossa difficoltà purtroppo. Anche Kakà ha bisogno dell'intesa massima. Relax. Shevchenkone la prende, bravo. E Shevchenkone vuole andarsene. Vai Andrei, bravo Sheva. Sheva se ne va, ragazzi. Sheva se ne va. Dai, metti le mezzo per Pippo. No, di poco. Bravissimo Ricky, qua ha fatto una gran cosa Ricky. E dopo la perde, ma perché Riccardino, perché? Prego Costa, tanta roba tua Kevinone. Vai Escia. Buttala su. Dai che il portiere le rinvia male, Ma dove la tira Quadrado? Bravo Paul. Paul vede Pippo. Grande Pipus. Per il Shalat, ma dai. Fuori. 10 minuti, cacchio, dice siamo ancora nella zona brutta, nella zona dell'ultima partita. Inzaghi, vede Kakà per il Paul. Vai Paul. Mettila bene in mezzo. Ma che roba è. Il quadro c'è. Per Inzaghi, per Pogba, per Escia. Vai Stefanino che serve il tuo piede di testa. Gol! Cosa ha sfiorato Ricky? E ancora fa l'errore. Ma lo faccio anch'io. Potevo tenerla. Manca poco, ragazzi. Te prego, teniamo questi 3 punti che sono fondamentali. Vai Pog vede Pippo, ma fisicamente compagni di merda è più forte. Sto strozzoide.
No, eccola qua, grande, però c'è il calcio d'angolo con Luis, no, c'è il calcio d'angolo con Davidone Luis, no. Adesso si soffre ragazzi, adesso si soffre in maniera indescrivibile, buttala via, buttala via, buttala via. Dai Sheva, dai Adri, dai, niente, non ci arriva. Manca ancora un minuto. Bravissimo Constant che lo ferma, ma poi la recupera lo stronzone. Dai fischia, andiamo a casa Beppe, andiamo a casa. Fallo. Andiamo a casa, Yaya Touré. Chiellini la butta su. Bravo Chiello. Inzaghi è nostra. È nostra. Calma ragazzi. Dai che arrivano forse i primi 3 punti di questa stagione. Vai Pippo. Andri di testa. Fischia però adesso. Fischia, cazzo! Guarda che non fischia! No! Sì! 2-1 di sofferenza di cuore, raga, un saluto dal commendatore veneziano. Ciao! 4 punti. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.